Si aprono i cantieri dell'alta velocità, non serve un referendum, è un progetto condiviso dai comuni, dalle camere di commercio, da RFI, dalla giunta e dal consiglio regionale. Non serve un referendum, serve aprire il cantiere tra Verona, Vicenza e Padova e poi sbloccare questa paralisi che ANAS sta determinando in Veneto a causa dell'inerzia del governo giallo-verde, per cui 300 milioni che potrebbero generarsi per investimenti sulle strade in Veneto sono appesi alle indecisioni del governo. La strada statale 10 è una strada che interessa la bassa padovana e veronese e che è attesa dai sindaci e dai cittadini da almeno 15 anni. L'ultima soluzione prospettata dall'assessore De Berti è l'intervento di ANAS. Ebbene, questo intervento di ANAS non arriva. L'alta velocità in Veneto serve prima di tutto ai pendolari che si muovono tra Verona, Vicenza e Padova, che oggi, avendo solo 2 binari, si vedono spesso messi in coda ai ritardi delle frecce. E questo è il vero tema. Arrivare 5 minuti prima a Milano, fa sempre piacere, ma fa molto più piacere potersi muovere tra le città del Veneto.